Sesta corsa, è il centrale dal punto di vista tecnico della giornata, una prova per cavalli di 4 anni, non vincitori di 35.000 euro in carriera. Sono in 8 dietro le ali della macchina, all'1 Dolce Nera Alessandro Dettoris, 2 Dioniso VP dell'Annunziata, 3 Doge Spritz Andrea Farolfi, 4 Decimo Meridio GPD Edoardo Locisano, 5 Devil Red Selfs Antonio Di Nardo, 6 Dylan Chris Roberto Faticoni, in seconda fila 7 Denise Dorial Mail Roberto Vecchione, 8 Don Amore Como Ferdinando Pisacane. Con molta cautela sia Dioniso che Dylan Chris. Si parte con veloce Decimo Meridio GPD che prende l'iniziativa nei confronti di Dolce Nera al largo. Numero 2 Devil Dioniso Red squalificato. cerca posto in corda ma non lo trova per l'inserimento di Denise Dorial Mail che filtra terza in corda, seconda pariglia per Doge Spritz, alla retroguardia Dylan Chris e Don Amore Como. 15,3 per i primi 200 metri di corsa, con Decimo Meridio GPD che guida il gruppo, Devil Red Selfs che non ha trovato una schiena e rimane così allo scoperto dopo 400 metri in 31. Seconda posizione per Dolce Nera, la terza per Denise Dorial Mail che ha accanto Doge Spritz, quindi Dylan Chris e Don Amore Como. Si prosegue così con le posizioni invariate dopo 600 metri in 46,6. Passaggio davanti alle tribune. Decimo Meridio in vantaggio, Dolce Nera in seconda posizione, di fuori Devil Red Selfs, terza in corda è sempre Denise Dorial Mail, seconda pariglia per Doge Spritz, poi Dylan Chris e Don Amore Como. 1-1-3 gli 800 metri di corsa, non succede assolutamente nulla, pariglia alle spalle del battistrada, allievo di Edoardo Locisano che passa il chilometro in 1:15,7. Prova a intensificare le palate al largo Devil Red Selfs per portarsi su Decimo Meridio GPD che risponde allungando, sbaglia Devil Red Selfs. Numero 5 rimane Devil così Red di fuori Selfs squalificato. Doge Spritz, prova a proiettarsi in terza ruota invece Don Amore Como. Quando siamo a metà della piegata conclusiva, Decimo Meridio in fuga da Dolce Nera, di fuori sempre Doge Spritz, la retta d'arrivo per Decimo Meridio GPD che fugge verso il traguardo, Dolce Nera che prova a spostare, è venuta in mezzo alla pista a far l'arrivo Denise Dorial Mail. Decimo Meridio GPD che nel finale, pur flettendo un po', si salva da Dolce Nera al terzo posto, facendo un po' il giro del mondo sull'ultima curva sfortunata Denise Dorial Mail. 29,3 a chiudere dopo un 28,6. 1:14,3 il ragguaglio cronometrico, la vittoria di Decimo Meridio GPD Edoardo Locisano per il training di Pietro De Muru, Daniele De Murio alla proprietà. La vittoria del figlio di Nad Al-Sheba in Coast to Coast, seconda è Dolce Nera, terza Denise Dorial Mail.